Buongiorno, aiuto, è sempre forza nave, sempre, comunque e dove, perché tutto lì è munnizio. E cominciamo a stufare. Sono tornato di nuovo, ancora più incazzato e più forte di me, perché sinceramente non me ne frega. Certo, sinceramente mi è dispiaciuto del contatto che il Rubentino si è intrufolato nel mio contattino e si è messo a fare lo stronzino, però non io vedo. Mi è dispiaciuto questa cosa perché non si fa. Anzi, voglio lasciare un messaggio a te prima che incominci un altro discorso per dire: la differenza tra me e te sai qual è? Che io non l'avrei fatto. Pure che tu per esempio avessi fatto i video, perché ci stanno i video che ci insultano, eccetera, eccetera. A differenza tra me e te che io non l'avessi fatto, allora tu fermi 2 minuti, 2, giusto 2, ti fermi e dici: come mai questo non l'avessi fatto? È perché io scherzo così, vedi, i video miei sono ironici, scherzano, fanno, che ti schifo calcisticamente, non sto pazziando, che è la realtà, non perdo tempo. Però non l'avessi fatto perché sono cattiverie gratuite queste, perché questo vuol dire che chi è rosicato non sono io, ma sei tu. O limone chi sto mangiando non sono io, sei tu. Chi sa di mettere la capa in da merda non sono io, sei tu. Perché è vergognoso fare quello che hai fatto. Vabbè, lasciamo stare. Comunque fai il bravo, perché sinceramente sto pazziando, che poi ti piglia la freva e te, no? Guarda, io ho notato una cosa, ho notato, voglio, qua mi rivolgo agli amici azzurri, ho notato che mi seguono assai i rubbettini. Come mai? Ci sta un perché? C'è un perché? E mo vuol dire, perché quando io dico una cosa, non la vanno in frega, vedono i riavoli nisi, vero? E beh, e quando vengono a me dice, oi canto, chi si mamma lo limone? O limone, vieni pure a mangiare il tiro, secondo me è vestiti che hanno in bagno. A fuori mangiare il limone? Beh, banda le chiacchiere. Anna Maria Licata, giornalista di Radio Web, di Radio Juve Web, scusa, già stufata i Radio Juve Web a una garanzia, ma una garanzia va bene, vabbè, lasciamo stare. Allora, i napoletani avevano detto era meglio minarli. Ma chi? Ma chi ci arrivano? Ma lui ci arrivano a mano. Da una vasca che in me, c'è stato lui già, è occupato. Poi, pisciarli in testa. No, ci hanno pensato già, non mi preoccupo. Poi, e tirargli il cemento addosso. E allora il capo pensa una cosa, ma sto Rubentino si aiuta a barire, a partito Rubentino su stato, o aiuta a fare un provocatore, che teneva la giumenta a portare di mano, non è quello? Ma come così? La giumenta, e che feci di provocatore? E guarda ti ha tirato sulla zappa. Che state a fare? O Rubentino è da tirare sulla zappa. Che state a fare? Se no, non è Rubentino. E poi lo dico sempre, che le maniere forti e decisive danno più soddisfazione. E perché non va a lavare questa soddisfazione? Volete tenere sulla soddisfazione e ci sfotte che caro razzista. A ci ride, faceteci vedere che sapete fare, a ci ride, siete capaci.
uccideteci. Ma yeah, Anna Maria, già, Anna Maria Licata, voglio, Anna Maria Licata. Gioco solo cognome, è una garanzia, solo cognome, Licata. Se mettete una C, che so, sapete come è? Liccati, a liccare merda, Anna Maria esce. A liccare merda, e non rosicare, e pave sempre, pave. E così ti impari, poi caritti chiude, te stronzate. Bisogna fare come fanno loro, menarli e lasciarli a terra, senza pietà. E si faceva la colletta e si pagava pure con soddisfazione molto. Beh, ci voleva lasciare, allora prima ci vuole taggio ma in un gol, prima ci vuole Romanella Ander, Anna Maria, tu fai bravo, se no ti porta a Nino D'Angelo e ti faccio cantare la canzone, Anna Maria, c'è che non dice stronzate che fai ri, e così e va. Hai capito? No, tu dici solo stronzate. Poi tu attaccare, che tu ecco, vedete chi è che rosica. Vedete, no, rosicate voi, imparatevi a fare i cose. Scusate, ma che colpa no? Che colpa no? Mi meraviglio di te, signora Anna Maria, liccata in merda, o donna di, perché mo ce la metto sta C, perché che lo si, una liccata in merda. Ma mi meraviglio di te, sei una persona sei una giornalista di cultura, va? Lascia stare che sta in la cultura dei cessi perché sta in dei rubendini, però sembra una cultura. Ma quello che dici ti mette a dire tutte queste cose, ma come facciamo a non vi schifare? Ma come facciamo? Prima sono chi porta la bandiera e tutti gli amici miei sono sorpresi. Avete capito o no? Io perciò vi schifo, perché siete razzisti. Siete razzisti, voglio smettetela. Siete ridicoli, noi ridicoli, i ridicoli siamo, no, siete voi, siete per tutta la vita ridicoli. Perciò vado a mangiare sempre limone. Ma con tutta la scorza sempre, siete una banda di vichinghi, che siete vichinghi spaesati, vichinghi ambulanti, perché siete turno, che siete, vichingone, avete capito? E io comunque, il mio pensiero l'ho detto, stamattina, sinceramente, io vedendo queste cose, ciò che posso fare una risata, perché c'è solo da ridere davanti a sti vichingoni, perché chi ogni mattina caccia una stronzata con la stronzata del giorno. Ecco, io da oggi voglio, mi da fa piacere, a me non mi da chiamare nome e cognome, ma da chiamare schifa viking. Io sono con schifa viking. Avete capito? Voglio, raccomando, un bacione forte è sempre e solo forza là, sempre comunque tu, perché tutto riso è monese. Ciao, voglio.